Vai Giulia, passiamo alla prossima. Qui cosa abbiamo, Selma, invece?
Miss Venice Beach 2020, 10ª edizione, terza tappa, Piazza Fontana, Bibbione. Conduce Elisa Bagordo. Buonasera, questa è la Piazza Fontana che ricordo, piena di gente, è un onore. Nonostante questo non sia un anno semplice, è bello vedere che tanta gente viene ancora in vacanza nelle nostre bellissime spiagge. La giuria è accomodata, le miss sono pronte per gareggiare. 3 le manche di questa sera, quindi 3 tipologie di voto. Le mandiamo a casa con la vittoria. L'applauso del pubblico è importantissimo, quindi non lo sento. Fatevi sentire. È importantissimo sostenere la propria miss preferita, perché la nostra giuria certo vota autonomamente, ma ha anche il piacere di sentire quello che pensa il pubblico, perché magari può avere dei pareri differenti. Quindi ragazze, in bocca al lupo, andate a prepararvi perché la sfida inizia adesso. Grazie! Ups, sono io che fischio con i microfoni. Brave ragazze, preparatevi. Presentiamo subito la giuria di questa sera e poi andiamo a ringraziare anche tutti i nostri partner, perché senza di loro non potremmo essere qui. In primis io ringrazierei Bibbione Spiaggia, il Bibbione Terme, ABA, l'associazione albergatori di Bibbione e il patrocinio del comune di San Michele al Tagliamento. Quindi giurati, siete pronti? Voti dall'1 al 10, ci sono 3 manche di sfida, lo ripetiamo. La prima è quella del primo impatto, cioè ovvero che noi conosciamo per la prima volta le nostre miss e poi devono farci un impatto, insomma, se ci piacciono, sono divertenti, simpatiche, la bellezza, insomma cerchiamo di vedere un po' una sfera a 360 gradi. La seconda votazione invece sarà quella di portamento e quindi lì andiamo a vedere come sfilano con i loro abiti eleganti, quindi saranno delle vere mannequin in passerella. Terza votazione è la posa fotografica. La posa fotografica, abbiamo qui davanti la diretta di G Ferro Team, io saluto con un grande bacio. Ciao amici di G Ferro Team che ci seguite da tutta Italia e da tutto il mondo. Ci dicono quelli del blog che siamo i più seguiti in ogni diretta, vero Giulia? La nostra madrina? Grazie Giulia, è un piacere, quindi continuate a seguirci. Ma io ringrazierei Paolo Stramare, il fotografo ufficiale di questa edizione, perché ha vinto lo scorso anno con la sfida dei fotografi. E poi ringrazierei i 2 fotografi in sfida questa sera, Marco Monetti alla mia sinistra e qui centrale Maurizio Pretto. Un applauso anche a voi. Loro scatteranno le foto di tutta la serata. Di tutti gli scatti che hanno fatto ne sceglieranno soltanto uno e questo uno sarà quello che metteranno alla sfida, insomma al voto sui nostri social. Alla fine di tutto il nostro tour sulle spiagge, il fotografo che avrà ricevuto più like diventerà il fotografo ufficiale della nuova edizione e si sfregerà del compito di realizzare il calendario con le miss vincitrici. Ma andiamo a presentare la nostra giuria. Lorena Di Bari, presidente di Associazione Culturale Olimpia, organizzatori dell'evento. Proseguiamo con Campello, il nostro venditore New Age, il nuovo entry, Domenico Garofano per la sua fascia. Proseguiamo con Elena Carli, referente per Osmo Wall Beauty. Seguiamo, l'abbiamo vista prima sul palco, Giuliano Marchesin. E poi abbiamo una ex modella, Ilona Quinn, arriva direttamente da Miami. Era qui, ha detto Elisa non posso mancare, vengo anch'io. Dico bene Ilona? Perfetto. Allora, pubblico, che dovete fare? Bravi! Iniziamo con la numero 1 di questa sera. Ha vinto lo scorso anno nella tappa di Rosolina, ha partecipato alla finale, si è portata a casa lo scettro e la corona. È la nostra Miss Venice Beach 2019, Giulia Gioia. Buonasera a tutti! Ma sei la nostra
numero 1. Ancora per poco. Ancora per poco, sì, brava, mi piace, vedo che ormai ti è entrata l'antifona. Ecco, insomma siamo alla terza tappa, abbiamo ancora un altro e poi abbiamo la finale che sarà, abbiamo detto, un reality show. Sei pronta? Prontissima, carichissima, mi sto godendo tutte le tappe al massimo. Ti vedo perché insomma ti scateni nei balletti, fai un po' di tutto, fai video, balletti, va alle terme, insomma, te la stai godendo alla grande. Che potresti riclassificarti? No, ho detto una bugia. Non puoi ripartecipare. Posso ripartecipare le altre fasciate però dopo una 3 Miss anni? per sempre, quindi. Una Miss per sempre. Tu resterai per sempre la nostra Miss 2019. Bene. Che in bocca al lupo vuoi dare alle ragazze? Cosa vuoi dire come consiglio? Consiglio di viversi questa esperienza al massimo e di dimostrare quello che sono, Ecco. la loro caratteristiche. La loro personalità, Sì, il loro le modo loro di essere. passioni, tutto qua. Perché la bellezza non basta, noi le vogliamo belle, brave e talentuose. Grazie Giulia, ci vediamo più tardi. Proseguiamo la serata, allora anzi iniziamo a conoscere le nostre Miss con il numero 1, Daria Sheika, 1,60 m, 23 anni, del Leone, arriva da Padova. Proseguiamo con la numero 2, Beatrice Busetto, 1,65 m, 18 anni, del segno dei Gemelli, arriva da Mestre. Proseguiamo con la numero 3, Alice Cannito, 1,65 m, 15 anni, del Sagittario, arriva da Mestre. Proseguiamo con la numero 4, Arianna Ugherani, 17 anni, 1,65 m, del Pesce, arriva da Montebelluna. Proseguiamo con la numero 5, Sara Piccione, 1,68 m, 17 anni, del segno dell'Ariete, arriva da Tolo. Proseguiamo, adesso ci sarà un'altra che toglie le scarpe così arriva alla fine degli sponsor. Numero 6, Valentina Bon, 1,68 m, 18 anni, della Bilancia, arriva da Pordenone.
7 Cristiana Bucca, 1,68 m, 23 anni, del segno del Toro, arriva da Marghera, Venezia. Numero 8 Aurora Maglione, 1,68 m, 22 anni, del Sagittario, arriva da Dolo. Proseguiamo con la numero 9 Daniscia Fernanda, 1,70 m, 17 anni, del Sagittario, arriva da Verona. Numero 10 Sara Mondin, 1,70 m, 20 anni, del Leone, arriva da Vicenza. Proseguiamo con la numero 11 Veronica Busato, 1,70 m, 16 anni, del Toro, arriva da Martellago. Numero 12 Nicole Buttafuoco, 1,70 m, 20 anni, del Cancro, arriva da Belluno. Numero 13 Eleonora Carrero, 1,70 m, 16 anni, della Bilancia, arriva da Portogruaro. Numero 14 Shannon Brusset, 1,71 m, 20 anni, del Cancro, arriva da Jesolo.
Numero 15 Jennifer Sordon, 22 anni, 1,72 m, dell'Acquario, arriva da Vazzola, Treviso. Proseguiamo con la numero 14, Veronica Scotton, 1,72 m, 16 anni, del segno dei Gemelli, arriva da San Donà di Piave. Numero 17, Diletta Marangoni, 1,74 m, 16 anni, dell'Acquario, arriva da Vicenza. Abbiamo finito, alle 17 nostre miss, ragazzi, giurati, voti dall'1 al 10, li avete messi tutti? Pubblico, non vi sento, vi siete addormentati? Non vi sento neanche ancora. Oh, bene, bisogna sostenerle le nostre miss. Miss e mamma, non sento l'applauso. Ma non importa, si applaude lo stesso. Giurati, siete pronti? Perché adesso vedremo le nostre miss sfilare in passerella come delle vere mannequin. Hanno scelto loro degli abiti che secondo loro sono adatti e le faranno diventare delle vere principesse sul palcoscenico. Non vi dirò i numeri perché le vedrete sul maxi schermo, quindi votazione come sempre dall'1 al 10, voto portamento.
Miss, le abbiamo viste sfilare per la posa fotografica con i bikini di Voi Sola. Voi Sola è un marchio di beachwear giovane e sofisticato fondato da una stilista italiana, Vanessa Lopalco, che da sempre compra e indossa i bikini ed è proprio alla ricerca non solo del bikini più particolare ma anche dei tessuti più esclusivi e particolari, perché proprio il bikini diventa il gioiello della vostra estate. Trovate tutti i bikini Voi Sola su voisola.com. Giurati, avete fatto la somma dei 3... Cosa? Fai tu la somma, Giada, la nostra Miss Bibbione dell'anno scorso, dopo la vediamo sul palco. Grazie Giada. Allora siamo quasi pronti. Lo facciamo adesso un Toto Miss o più tardi? Lo facciamo dopo. Avete già le vostre Miss preferite, giurati? Io intanto vorrei ringraziarli, Ilona, Queen, Giuliano, Marchesin, Di Bari, Lorena, Domenico, non mi ricordo il cognome di Domenico, Campello, per Campello Motors, e Elena Carli per Osmowall Beauty. Ringraziamo tutti i nostri partner nuovamente, il Comune di San Michele al Tagliamento, Bibbione Spiaggia, Bibbione Terme, l'ABA, Associazione Albergatori di Bibbione, Campello Motors con Jeep, Voi Sola Bikini, Osmowall Beauty, Pareus Resort, Promo Vetro, la Fornasotta di Gabriele Urban, che hanno realizzato la nuova corona in vetro, quindi in vetro di Murano e foglia d'oro, e lo scettro che adesso ci presenterà poi la nostra Miss in carica. E per i partner del food li vedo lì in fondo, che secondo me hanno già finito tutto: i Buoni del Mare Coraia, Consorzio Sigillo Italiano, Latteria Soligo, Ortomercato di Chioggia, Gazzettino, Caffè TV 24, G di Ferro Team, Best Magazine e YouStyle. Li abbiamo detti tutti. Ringraziamo, anzi, subito, non dopo, i nostri fotografi in sfida questa sera. Quante foto avete fatto? Più di 1000. Più di 1000? Ma che dopo dovete sceglierne una sola. Marco, Maurizio, quante ne hai fatte? Quante? 1200? Ah, mannaggia, ragazzi, in bocca al lupo, perché questa notte dovete lavorare di grosso, nel senso, una sola andrà messa al voto nel nostro sito. 1400, ecco, 1400 e 1200, insomma, direi che di foto ne abbiamo anche per tutto il nostro pubblico. Valentina, Simone, la nostra punta di diamante, la Miss in carica, una vera star, Giulia mi sorprendi sempre di più, e Sofia. Complimenti ragazzi. Un complimento va anche alla vostra coreografa, nonché insegnante, la Sara Giurin, che ha realizzato tutte le coreografie. Complimenti ragazzi, bravi! Ci siamo quasi, il verdetto è quasi pronto, ma prima voglio presentarvi la Miss, che l'anno scorso qui su questo palco ha vinto la prima postazione e poi è arrivata in finale e si è guadagnata la fascia di Miss Sigillo Italiano e ha girato tutto l'anno con noi, con Consorzio Sigillo Italiano. Vai Giada! Giada, ridi? Vuoi salutare in tedesco? No. Allora, per chi l'anno scorso non ci fosse Vuoi salutare in tedesco? Elisa, abbiamo fatto una fantastica presentazione mia in tedesco che è stata a dir poco. Perché no, ti sei dimenticata qualche numero, ma poi per il resto ti ha portato bene, la giuria ti ha votato. Sì, beh, devo dire, ha portato fortuna. Ha portato fortuna, hai fatto ridere, tutto, vedi che insomma poi sbagliando si impara e si cresce. Sbagliando si impara, si cresce e si vince. Si vince, brava, si vince. Com'è andata quest'anno Giada? Perché anche tu, come la nostra Miss, tra un pochino scadi. Sinceramente sono un po' neanche dispiaciuta, proprio arrabbiata. Perché sei arrabbiata? Perché ormai mi sono affezionata comunque al consorzio, cioè tutte le persone che fanno parte del Consorzio Sigillo Italiano con cui ho lavorato quest'anno, sono affezionata sia a Fabiano, che appunto è il presidente, sia a Giuliano che a Alessandro che Giovanni, quindi ormai c'è come essere a casa. Una famiglia, e anche perché insomma di date ne hai fatte parecchie, ti hanno portato in giro per tutta Italia. Diverse date, abbiamo fatto tutta la Lombardia, abbiamo fatto anche una tappa in Piemonte,
Campania, in Piemonte, in Quindi Veneto. sì, abbiamo insomma. fatto proprio un bel giro. Ringraziali. Grazie. Questa è l'importanza, e io qui spezzo una lancia proprio a favore dei nostri partner, di avere dei partner importanti, perché non è solo fare la sponsorizzazione, ma essere partner vuol dire far crescere queste ragazze. Come? Facendole lavorare, perché è bello sì andare ai concorsi, ma poi a dove ti portano? Che cosa ti danno? Quello che Miss Venice Beach vuole dare alle nostre Miss è un lavoro, una possibilità concreta di crescere, ma lavorare veramente e seriamente, e loro ne sono la prova. Sì, devo dire che non me l'aspettavo, invece ho lavorato tanto. Ah, non te l'aspettavi? No. Brava, beh, dillo a tutto il pubblico Non allora. me l'aspettavo, Brava, invece ecco. ho anche lavorato. Ecco, e anche tanto. Quindi essere partner e assegnare una fascia è davvero importante, perché vuol dire sostenere nei loro sogni queste ragazze che ce la mettono tutta per arrivare e poi vogliono volare. Quindi brava Giada. Hai portato anche lo scettro. Sì, allora facciamolo ho un po' vedere. ansia, Tienilo stretto, mi raccomando che ne abbiamo solo uno, Lo vedete tutti? Ecco, allora questo è lo scettro realizzato in collaborazione con Promo Vetro dalla Fornasotta, la fornace di Gabriele Urban. È uno scettro in vetro, c'è il suo numero, eccolo qui, quindi è registrato. Ogni Miss viene omaggiata a quest'opera 51. d'arte unica. È in cristallo con murrina e poi foglia oro, insomma una lavorazione davvero difficile. È anche Facciamo bello, poca ansia, le è Miss anche che bello devono- pesante, guarda qui che bello. Abbiamo fatto anche la corona però non mi fido, l'abbiamo fatta vedere nella prima sera, ma è talmente delicata e pregiata Sì. che ho detto è meglio che sfoggiamo solo lo scettro. Quindi ringraziamo davvero la Fornasotta e Promo Vetro che ci ha sostenuto anche in Ringraziamo questa anche edizione. Elisa che è sempre qua, che presenta, Sì. che ci fa divertire. Giada, non ti tengo il prossimo anno, ti do la Basta, me ne fascia vado. nuova. Vediamo se abbiamo invece, vai a vedere Giada se c'è la nostra busta, non c'è ancora la busta. Io volevo allora ringraziare di nuovo i nostri partner. Un altro partner importante è Pareus Resort. Avete visto prima un'altra delle nostre Miss presentarvi questa nuova struttura alberghiera che si trova nella località di Altanea. Sono degli immobili per la vacanza, ville, appartamenti esclusivi collocati all'interno di un complesso chiuso, non accessibile al pubblico, ma si trova una bellissima area, c'è proprio a diretto accesso del mare. Tra Duna Verde e Porto Santa Margherita, Pareus è poi l'esperto del settore immobiliare per le vacanze, che unisce il know-how della casa madre Abona, specialista in investimenti immobiliari con strategie poi di locazione ma anche compravendita. Quindi cosa significa? Che si possono acquistare queste bellissime ville realizzate in questo resort, ma si possono anche fare degli investimenti per poi metterle in affitto per chi vuole girare, insomma, e guadagnare anche qualcosa. Chiamiamo tutte le nostre Miss e facciamo salire anche i nostri giurati dietro nel palco. Vi prego di passare da questo lato perché ci siamo quasi. Presentiamole anche questa volta, sono le nostre Miss in carica, le Miss fasciate che ci hanno tenuto compagnia in tutta questa sera negli stand del food
all'ingresso del nostro ring di Miss Venice Beach, sul palco, ballando, ridendo, scherzando. Sono le Miss 2019. Hanno omaggiato, grazie alle terme di Bibbione e la Spa, dei prodotti a tutte le nostre concorrenti, partecipanti. Io ringrazio di cuore il presidente delle terme di Bibbione, ma anche il direttore, la figura di Denis Masutti e Giulio Serra, che devo dire forse dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a fare le tappe qui a Bibbione, hanno sempre sostenuto la nostra iniziativa e portano i loro saluti a tutto il pubblico e vi invitano ad andare a vedere anche e passare una giornata di relax alle terme. In questo momento io vorrei invitare anche la giuria sul palco. Mi è arrivata la busta e mi hanno detto che c'è uno spareggio, quindi pubblico, importantissimo il vostro supporto in questa fase, perché due di loro qui proprio live sul palco a vis-à-vis faranno uno spareggio, ma solo una di loro passerà il turno per la finale. Quindi chiamiamo la nostra giuria: Lorena, Divari, Giuliano, Marzin, Elena, Carli, Domenico, Garofano e Ilona Queen sul palco. In 5 si dovrà votare per una o per l'altra. Cosa si vota? Si dice il numero della Miss che si vuole far passare. Con 115 punti fanno un passo avanti numero 9 Danisha Fernando, la numero 17 Diletta Marangoni. Giurati, volete che passa il turno? La numero 9 o la numero 17? Aprite il gelato per favore. Numero 9. Numero 9. Elena. Per me è la 9. Numero 9. Domenico? 9. Numero 9. Allora passa il turno con la fascia di Miss Coraia. Premia Selma Aingood, la numero 9 Danisha Fernando. Domenico, vieni, premia con te Irene Meneghini. Parliamo di 2 punti, 117 punti. Passa il turno, vieni Domenico, la tua bellissima maglia Jeep. Passa il turno, la numero 14, Shannon Bruce.
Giada Venturini, una delle fasce forse più importanti del nostro concorso, premia il direttore Giuliano Marchesin. Giuliano viene con 122 punti, la numero 5 Sara Piccione. E vai! Scalino del podio con 126 punti, con la fascia di Miss Bibbione Spiaggia. Alessia, vieni avanti. Il presidente di Associazione Culturale Olimpia è pronto a premiare. Fascia di Bibbione Spiaggia con 126 punti, rullo di tamburi. Flavio un pochettino, passa il turno. Numero 10 Sara Mondin. Alle terme per godere di una magnifica giornata in questa location, le terme di Bibbione, i prodotti di Osmowall, quindi una crema maschera viso e una crema per il décolleté, insomma vedrai c'è un bel pacchettino. I prodotti del Mare Coraia, la cesta, queste qui dell'ortomercato, carote, radicchio, patate, ho detto un po' di tutto, radicchio, carote, patate, cipolle. I buoni Coraia, ragazzi, dovete tutte cucinare questa settimana, dovete rifare le ricette di Carmine. La nostra miss in carica c'è, Giulia Gioia, eccola, corona e scettro e fascia. Saliamo ancora di 4 punti, Giulia. Bene, Carmine, prendi la cesta, vi hai detto che venivi a fare l'uomo della cesta. E mentre parte il rullo di tamburi io vorrei un totomiss dal pubblico. Numero, non vi sento, 8, 13, 3, 2, di qua, 4, non mi ricordo più il numero che ha vinto, ripetiamo di nuovo, di qua, 4, lì la signora dice 8, il 9, 2, 13 di qua, 8 o 13, 11, 4 o 12 perché me l'ha fatto 3 volte, 8, 11, vabbè insomma abbiamo tutti dei pareri discordanti, ma è solo una colei che passa il turno e si chiama con 130 punti Miss Venice Beach Bibbione Terme Aurora Maglione.
Giusto, grazie al Comune di San Michele al Tagliamento, Consorzio Bibbione Spiaggia, Bibbione Terme, Associazione Albergatori di Bibbione, Campello Motors, Poi Sola Bikini, Osmo World Beauty, Pareus Resort, Promo Vetro, La Fornasotta, Hotel Suite La Musella, per il food, i buoni del mare Coraia, Consorzio Sicilia Italiano, Latteria Soligo, l'Orto Mercato di Chioggia, il Gazzettino nostro media partner, Caffè TV24, G di Ferro Team, Best Magazine e YouStyle. Se volete rivedere la puntata andate su www.missvenisbeach.net. Vi ricordo la diretta di G di Ferro Team. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Seguite le foto da mettere il like sulla nostra pagina di Facebook Miss Venice Beach. In questa settimana i fotografi in gara sono stati Marco Monetti e Maurizio Pretto. Ci sono ancora i due in gara della settimana di Jesolo, Edward Aderlan e Grazia Colcera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla settimana prossima. Un grazie speciale al mio backstage Katia Cosmo e Federica Driusso. Grazie ragazze! Siamo qui con Danisha, la quinta classificata di questa splendida tappa. Come ti senti? Allora, innanzitutto sono strafelice, non me l'aspettavo, a zero, e sono agitata ma sono veramente molto molto felice. Sì. Sì, beh, diciamo che per te è stata un po' più dura perché tu eri un pari merito che però abbiamo affrontato molto a testa alta e infatti la fascia te la sei aggiudicata tu alla fin fine. Quindi hai avuto anche molta fortuna, ma a parere nostro anche molta bravura. Ti auguriamo veramente di poter realizzare tutti i tuoi sogni nel cassetto e soprattutto un bacio da parte di tutti noi e ci vediamo alla finalissima. Tranquilla, ti riprenderemo di continuo, non devi agitarti. Buona serata e poi rientra a casa. Grazie. Ciao. Siamo qui con Shannon, che lei è la quarta classificata di questa tappa. Come ti senti? Sei emozionata, ma soprattutto te l'aspettavi? No, l'aspettavo assolutamente, anzi io sono qua perché mi piace fare queste cose, però non assolutamente no. Vincere il quarto posto e sono veramente felicissima e mia mamma la vedo molto soddisfatta e questa cosa mi dà un sacco di gioia. L'abbiamo sentito dalle retrovie un po' esultare noi effettivamente che eravamo lì con la diretta, sentivamo abbastanza le urla dei genitori. Sono molto davvero... È bello sapere che comunque sei sostenuta dalla tua famiglia. Ci vedremo sicuramente in finale. Sei emozionata? Questi 4 giorni full immersion? Prima perché mi tremavano, però adesso sono un po' più tranquilla. Ma sì, stai serena, guarda, noi di G di Ferro ci saremo sempre con la telecamera puntate, sempre a registrare ogni vostro errore, quindi tranquilla, proprio una passeggiata. Molto bene. Perfetto. Bene, dai, allora ci vediamo alla fine di tutto questo. Siamo qui con, la conoscete sicuramente tutti, Sara Piccione, che è tornata tra le bande di Miss Venice Beach dopo un po' di tempo. E oggi ha vinto il ben terzo posto. Come ti senti? Sono felicissima, mi sono divertita molto e non vedo l'ora di andare in finale. Sì, beh, oltretutto quest'anno hai anche la fortuna di avere una finale fatta proprio ad hoc, quindi saranno 4 giorni full immersion, tutti dedicati a voi, alla vostra preparazione e poi una finale col botto. Spereresti di vincere un titolo di Miss Venice Beach? Speriamo, incrociamo le dita, come va, l'importante è divertirsi. Giustissimo, questo è poco ma sicuro. Sara, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stata qui con noi questa sera. Ti auguriamo veramente ogni bene e ci vediamo alla finalissima. Un grandissimo bacio. Siamo qui con la seconda classificata, Sara. Come sei felice che ti abbiamo visto che eri raggiante. Personalmente ho trovato che hai sfilato benissimo. Come ti senti? Sei emozionata? Ti ringrazio innanzitutto, sono molto emozionata, però sono molto felice e non me l'aspettavo, devo essere sincera. Ho un motivo in più per festeggiare dato che è la mezzanotte, compio gli anni. Bene, e cameraman, che ore sono? Ce la facciamo dire subito dalla regia? Manca ancora un'ora. Mi dispiace, mi sarei tanto piaciuto farti gli auguri in diretta, però meglio di no perché sennò porta male. Ti vedremo però alla finalissima. Spereresti di vincere il titolo?
mi accontento anche di un podio o di una fascia comunque. L'importante è partecipare per quanto mi riguarda, perché ho un carattere molto introverso e questo mi spinge a buttare fuori il carattere, quindi già essere arrivata qua e aver preso la seconda fascia è tanto. Però sono ambiziosa, quindi... Giustamente, però bella l'umiltà ragazzi, bella l'umiltà, perché giustamente la cosa più importante è divertirsi. La cosa più importante ragazzi è sempre divertirsi, la nostra Miss ce lo dà ad esempio. Noi ti ringraziamo di averci dedicato il tuo tempo e alla prossima e alla tua finalissima. Alla prossima, ciao. Ciao a tutti amici di Ferro Team, oggi siamo qui alla quarta tappa di Miss Venice, no, la terza tappa di Miss Venice Beach, tappa Bibbione, e siamo qui con la splendida Aurora Maglione che ha vinto il primo posto che si aggiudica la finalissima. Sei felice? Sono felicissima, emozionata perché non avevo mai partecipato prima a Venice Beach, quindi è stata una sorpresa anche per me, non me l'aspettavo, ecco. Hai iniziato anche col botto, hai iniziato con la corona. Chissà che magari prossimamente non ti vedremo proprio Miss Venice Beach 2020. Si spererebbe, comunque sei sempre stata una bravissima Miss, noi ti seguiamo anche in molte altre sfilate e sappiamo che comunque nel tuo lavoro e soprattutto nelle sfilate sei molto affermata. Ti piacerebbe vincere quel titolo? Sì, sarebbe un sogno, veramente sì. Bene, dai, siamo veramente molto felici per te, ci auguriamo veramente con tutto il cuore di riuscire a farcela e ci vediamo alla finalissima. Alla prossima, ciao!